lo carico dentro. No, non devi toccare lì. No. Ecco signor Secchi da Palmadula. Di dove è lei? Di dove è lei? Dove è nato? Dove è nato lei? Sassari. A Sassari. Nel 1933. Quanti anni è qua in Alessandria? Quanti anni è che è qua in Alessandria? 50 anni. Ah, ecco, gli hanno dato anche la... come si chiama quel premio che gli hanno dato a Sassari? Ecco, quello è lì. D'argento. Candeliere d'argento. D'argento. Ecco. Ecco signor Antonino. Ecco qua. Come ecco qua? Ecco qua lo diceva ecco Papagone, ecco qua. Papagone diceva ecco qua. Ecco qua. Lo metto a ridere. La carta d'identità. Interindì. Come mai ha fatto i capelli signor Antonio? Sebastiano non è una cena. Non c'è l'operatore. Fate i capelli, perché? L'altra sera ce li aveva lunghi, Delle volte si allunga, delle volte si accorcia. Filippo, com'è? Ma oggi è stata una bella giornata, grazie bella compagnia e dell'ospitalità. Grazie a tutti. Tornerei io adesso. No, che sono bello. Non bello di te. Mira. Dai, Vaedda. E cosa che vuoi che parli? Tu se mi chiedi ti parli, te che vai? Canno fissi minore, Garbò. Quando? Canno fissi minore, sta discoteca se esistiano. La discoteca, il mio Crabasa. Non è vero, hanno quel minore. E cos'erano i divertimenti da ragazzo? Divertimenti. Andare a muggere le capre. Andare a muggere le capre, le pecore, vedevo questa montagna. E da ragazzino i giochi quali erano? I ragazzini. Quando eri ragazzo? No, sai cosa facevamo noi? Le ruote delle bici, toglievamo il copertore, un pezzo di fil di ferro e facevamo tornare a correre. Su Ghirciu. Su Ghirciu. Facciamo una... Ma con in Sagan. Saganna univa, no? Facciamo un affare del Viluverno, un affare di Viluverno e a correre di giro. Oppure una cosa di bicicletta con un becchine E quelli lì erano i giochi di una volta. Adesso vai a prendere quei giochi lì. Ho capito. Il Conte l'abbiamo raccontato l'altro giorno. Non sto sempre col Conte, ormai il Conte è tranquillo. Ormai è tranquillo. Sarà. Sta bene adesso. È andato a vita. È andato a vita migliore. È morto. Le morte. Molto scritto, era così bravo. Sì. E dove è andato? Dove è andato? Dove è andato? Lo sai dove è andato? Quando uno se ne va, Ma in ferie. cosa mi fa a ridere, dai, cosa stai dicendo? Ciao. Oi, Mauri, Lei signor Nicola, è andato a arrivi caccia oggi? puntuale. No, oggi no. Oggi niente caccia. Arrivi giusto. Devo A mattare mangiare la io. zuppa. Dico che devo mattare io. Ecco il segretario del circolo. Facciamo una bella visione. Togliti il cappello però. Senza cappelli. Senza cappello. Anche lui si è tagliato i capelli, ha visto? Diceva a me i capelli Ah, corti. signor Antonio, si ricorda quando era piccolo che ha detto che... No, piccolo, era da ragazzo. Piccoli ci sono stati. Giovane. Da ragazzo, quando è andato, che si è andato a fare il servo Ragazzo, pastore sì. che gli dava il pane grande e poi sempre ogni giorno più piccolo. Com'era quella storia? No, la storia è bella, Dai, ce lo racconta. Giorno andavo per le capre. Ecco. A me mi dava su Pistocco, su pane fatto di uso. E su padrone si mangiava su pane di rigo, pane bianco. Pane uno, no? Su pane uno. Eh. E su dire che su Sacravasa, mi chiese su Sacravasa. E su pane le avute, sa, manica se giacchetta. Pastorello dando svegliare. Quanti anni aveva? E allora avevo 16 anni. 16 anni, giovane. Giovane, dando,
E si è segato sui pau della Samaria, a poverto sul bistocco. Se vado al Rai, seguo su, a suo padrone la ponà mi dai un altro bistocco e non mi dà che fiudare. Qui poi a me che l'hai aperti. Ah sì? Sì. È tirchio allora quel padrone. Beh. Però siccome vicino c'era un campo di grano che ce l'aveva mio padre, io sono andato dietro le capre, sono stato tutto il giorno. Tutta dia mangiando gli stinchino. E ti vi sono stinchino? Gli stinchino, sono dato da saghessa. Tutta dia dato da saghessa. In italiano lenticchio. Perché era borusuzzo. La sera poi, quando ho portato le capre lì alla Mandria, Fai del saldo però, fai del saldo. quando capo la crabasa mandra, mugede, dove la poi in mandrasa sai Vegas, sa crabasa, e poi anche per a mugede, a povamene mica anda bidda deo. Ah sì? E mi fu con i fatti, e mi creasi una iscia a currede, non mi creasi una iscia a currede, mi che subica dai su Fraile fino a Bidano a Pè. Quanti chilometri erano? Sarà stato 7-8 km. Al trotto allora l'hai fatto? Ascolta, Gurrida che avete mi fatto che mi fu punito isso. Non mi fate sarrie. Tarrie. So zero voi. Mi so zero, io non mi segui a me. Mi begna a domo. E l'annavo a Babu. Antonino se ne bene. E Babu l'annavo. Ha fatto anni che se ne bene. L'occadore di più sei no a tomare taracu, Capito Subane in domo che sempre sta. Subane esulato e saltizza. Miei. E beh, si dica dai gu, dale se la verità no che non cadore più. Ha fatto bene allora? Ha fatto bene sì, e allora? Era tirchio quel padrone? Tirchio. Io sono Maria Subane ora, dammi la sua aggressione, adesso però le ragazze mangiano quello lì come pane integrale. Sì. Per dimagrire le ragazze. Invece noi Le ragazze non li piace, Subane Ozu, non li piace. Vedi con l'ottava, Subane bianco e de Sanzenterica. Subane bianco vuol dire Sanzenterica. Subane sa come, mangiano Subane Savena. Subane Savena, mangiano capito pane integrale. E non lo dobbiamo soccare qui. E quando ammazzavano i maiali in Sardegna era una festa, no? La metà andava tutti agli amici. Perché non c'erano Noi figli. andiamo Sosippino, Rai Gulto, Nippino Rai Gulto, poi te li ritornavano sempre. C'era un ritorno. sempre. In domo, babbo, sempre do poco il teniato in domo. Mi do un poco. Ogni tanto devo usare da che rientra io, mi uso molto questa saltizza sopra, si baia d'amico, due giochi della salsiccia. Ma lei da bambino era bravo o cattivo? Da ogni modo, ma dia buono, dia malas. Era un po' cattivello, E te me ne nave, e me ne volto buldello. Invece a Gesuino che vedete pastoreggio, no? L'annato, gli dai una subando, gli dai una uso. E beh, Matteo, senza cosa, ma che non basta una risorsa, avete tutto sei fa che bestia che in campagna, a Dureo, vivi. A Scione. Come ti dannato, no? Gesù, Gaia. Non mi lasciare risorsa, la risorsa me la ia, in campagna. Saldureo prima la Petrigai mi doveva lasciare la ma noi siamo di panellato, no, piccola mano, piccola l'altro, non è nemmeno niente. E la guerra l'hai conosciuta lei? L'ho conosciuta sì la guerra. Quanti anni aveva? La guerra avevo 10-12 anni. E i bombardamenti se li ricorda? I Mi bombardamenti. ricordo una volta eravamo andati con mia madre, mio padre era richiamato. E mia madre siamo usciti di casa perché c'è gli americani lì che bombardavano i Saserra, era una capanna. In barco, sai. Mia madre, allora vicino, avevamo una vigna, mia madre ci ha presa per le mani, tutti a correre andiamo nella vigna perché nel rifugio non si poteva entrare, era pieno già. Mentre che arriviamo nella vigna, sotto una pianta di fico c'erano gli americani, hanno fatto un incontro.
abbiamo visto un aereo che veniva giù a rotolare, incendiato. A rotolare, avete ne fa, come te fa? A rotolare, ne fa che rotolare, e te fa chi? Ah, con cui bello ne fa chi? Affitti, sì. Affitti della buona, affitti dei piantelli, lì mobile. Mi mobile se piantelli, Invece tu Tonino hai conosciuto di più la guerra, vero? Quanti anni avevi quando... Io avevo più di 10 anni. Quanto? Più di Decanno. Deganno. Te la ricordi tutta, sì. Faedda però, dai. Com'era quando c'avevi quella caprettina che giravi, che andavi a... che c'aveva la capra tuo padre? Dai, racconta. Colombina, e cosa faceva quello lì? Mio padre andava a lavorare. E ci andava dietro. E Andava andava dietro a tuo padre. Come? E andava dietro a tuo padre. No? Andava dentro un babbo in bicicletta e lei a presto. Ogni multa 2 litri di latte dava. Invece il cavallo era. La cavalla, quella cavalla della guerra, com'era quella lì? Raccontami quella, dai, poi basta. Dai, solo quella poi basta, dai. Poi chiudiamo. Fiorella si è questo gaggio. Com'è che era? Ma quello è un racconto che ci faceva uno che aveva fatto la guerra europea sui Putrac, uno di Salghera. E com'era? Uno di Salghera. Era Deo, poi ha fatto la guerra europea, e si è specializzato in cose della cavalleria. Cavalleria. Che porta ordine, ma è una puledra che si narra a Fiorella. Una puledra Mustina Castanza. Mustina Castanza. Questa Castanza. E mi ha dato suo comandante, ti senti di andare a portare quest'ordine? E io ho detto di sì. Michele.